Siamo giunti, come dicevo prima, alla 9ª edizione di questo premio. Questo evento è organizzato dall'Associazione Artigiani di Casaleone in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Casaleone, l'amministrazione comunale, la Proloco Carpanea di Casaleone, Cerea Banca 1897 e ovviamente i promotori di questo premio, i familiari di Gino Foresti. Qual è lo scopo di questo premio? Lo scopo di questa manifestazione è quello di valorizzare l'artigianato locale e di diffondere tra i giovani il valore economico ed artistico di questo nobile ed antico mestiere, coinvolgendo i ragazzi di terza media. Il titolo era Dall'idea al progetto. Osserva, rifletti, immagina e realizza un elaborato mostrando visivamente la tua idea. Invito sul palco il presidente dell'Associazione Artigiani, Francesco Vighini, che vorrà dire due parole sicuramente. Sì, due parole solo per parlare del premio. Ha detto giustamente, la 9ª edizione, in 9 anni abbiamo cercato ogni anno di cambiare qualcosa e di affrontare il discorso dell'artigianato sotto i diversi punti di vista, non solamente proprio l'intagliatore o il fabbro, ma anche l'anima, quel valore aggiunto che l'artigiano dà, quel senso creativo che ognuno di noi ha dentro, di non lasciarlo perdere. E perché questo? Perché quello che noi facciamo rimane. E un'altra cosa anche, l'artigianato, quando abbiamo pensato a questo premio insieme a Giampiero, insieme ad altri, cosa voleva essere? Voleva essere una collaborazione continua tra la scuola e le attività artigianali, per cui ci sia questa continuità, l'artigiano che passa un po' il testimone al ragazzo, perché non tanto vada a fare il falegname o il meccanico cosa, però ragioni sul fatto che l'artigianato è una possibilità, offre possibilità. E questo, se voi vedete questo quadro, è proprio l'emblema, il simbolo dell'artigianato, è quello che vi dicevo prima. L'artigiano, che è questa persona qua, sta facendo un lavoro. Se voi vedete bene questo quadro, vedete che qui si vede molto bene la scultura che sta facendo, ma se voi andate verso l'alto vedete che va in dissolvenza e sparisce l'immagine di chi la sta facendo. E questo cosa vuol dire? Che noi passiamo, l'artigiano passa, ma le sue opere restano. Bisogna dire che bisogna superare certi ostacoli duri. Tanto per dire una cosa semplicissima, a 63 anni come ho, bisogna adattarsi a quello che capita. Per esempio, io lavoro sotto un nylon, tanto per dire, perché magari qualcuno potrebbe pensare che fare l'artista, lo scultore, possa essere una cosa abbastanza agiata. Non è vero. Bisogna capire anche il contesto là dove l'artista si forma e quanta convinzione ha di quello che sta facendo. Vedo il pubblico giovane qua, no? Che probabilmente ha molte aspettative in avvenire, no? Come è giusto che sia. Volevo ringraziare e complimentarmi con gli artigiani del premio San Giuseppe, gli artigiani di Casaleone. È un'iniziativa davvero bella, è un'iniziativa di qualità che ha il pregio di coinvolgere la scuola. La scuola è viva quando lavora con il suo territorio. Come amministrazione comunale è un piacere enorme aver patrocinato questo premio e soprattutto per il valore che questo premio ha in rapporto con i nostri ragazzi della nostra scuola. Credo che sia importantissimo anche sottolineare il passaggio dei ragazzi della terza media, ragazzi che stanno comunque scegliendo un percorso di scuola e formativo. Artigiano vuol dire professione, vuol dire lavoro, ma vuol dire passione soprattutto. E la scelta che i ragazzi adesso lo possono fare in prospettiva della scuola, in prospettiva del nostro futuro, legandomi proprio alle parole del Preside, sviluppare la propria creatività che possa dare a loro un futuro sì lavorativo ma di passione, è un passaggio fondamentale per i nostri ragazzi. Il primo dei 3 premi, vi ricordo la motivazione di questa prima menzione: per il gusto cromatico. L'artigianato ha dato tanto al nostro territorio, certo, come ricordava il sindaco, ora l'artigianato è in un momento di sofferenza, però dobbiamo comunque tenere alta l'attenzione su questo settore, perché così come ha dato tanto è altrettanto giusto che gli sia riconosciuta la giusta importanza, anche perché in prospettiva futura
dovrà dare ancora tanto al nostro territorio. Quindi benvengano tutte quelle iniziative come questo premio San Giuseppe, proprio volte a tenere alta l'attenzione sull'artigianato. Bella la similitudine che si è fatta prima tra artigianato e arte, proprio arte e artigianato, nel senso di valorizzare il meglio dei ragazzi, quello che proprio possono esprimere dalla loro interiorità, che possono esprimere attraverso la manualità ma anche l'ingegno, perché chiaramente manualità è sempre accompagnata da un buon uso dell'intelligenza, delle proprie capacità mentali. Questo riconoscimento appunto per il gusto cromatico va a Linda Morosato della classe terza B. Il secondo riconoscimento, la targa è già pronta. Invito sul palco il nostro amico Filippo Franzini, che rappresenta appunto Franzini Assicurazioni, sponsor, tra gli sponsor più importanti di questa manifestazione. Filippo, puoi salutare? Ciao. Ciao. Salutato. Niente, diciamo così, chiamiamo il premiato. Il riconoscimento appunto, la motivazione, lo ricordo ancora, è per la proporzione e l'eleganza. Il riconoscimento va a Anna Accordi. Ecco Anna Accordi che riceve il meritato, state lì così facciamo un bel servizio fotografico. Ringraziamo DM Foto, sempre presente. Anna, tu hai qualcosa da dire? Grazie. Ma ho io qualcosa da dire, perché tu hai realizzato, cos'era il tuo elaborato? Cos'era? Una sedia. Una sedia. E io so che questa sedia, in miniatura certo, però è stata realizzata veramente. Eccola, partendo dal tuo progetto è stata realizzata questa splendida opera. E chi l'ha realizzata questa sedia? Mio nonno. Mio nonno. E quindi è qua presente questa mattina il nonno. Comunque fagli tanti complimenti, perché io una sedia, una realizzazione di questo tipo non l'ho mai vista. Rispecchia fedelmente il tuo progetto? Sì, a parte la stoffa. A parte la stoffa, si è sbizzarrito un po' sul materiale. Dai. Arriviamo alla nostra terza menzione. La motivazione è la seguente: per l'originalità delle forme. Complimenti a tutti i ragazzi, saluto tutti, porto anche, vedo che comunque anche la Regione Veneto dà sempre il patrocinio, credo che questa sia un patrocinio importante, perché la formazione in un momento che voi ragazzi state scegliendo anche che percorso formativo affrontare col prossimo anno, credo che sia un momento difficile per voi, però credo che questi siano stimoli importanti. Molti giovani rispetto agli anni scorsi abbandonano gli studi, credo che invece in questo momento bisogna proseguire con gli studi, affrontare il mondo del lavoro con maggiori conoscenze, perché il mondo che ci attende è un mondo sempre più difficile, per cui dobbiamo avere molte conoscenze. Credo che un plauso e anche un grande ricordo a chi allora artigiano aveva dedicato parte del suo tempo all'insegnamento, perché lui era un grande artigiano che ha voluto trasmettere a qualcun altro le proprie conoscenze. Il riconoscimento va a Giacomo Borin della classe terza C. Ecco Giacomo che arriva. Beh, voglio ringraziare ovviamente gli sponsor che hanno reso possibile la manifestazione, Franzini Assicurazioni che ha messo a disposizione targhe e quant'altro. Ringraziamo di cuore Cerea Banca 1897, sempre vicino alle nostre iniziative, e ringraziamo Ottica 3B
Ringraziamo uno sponsor d'eccezione, la BIC, quella del penno, quella del penno. E ringrazio nuovamente anche DN Foto. Vi ricordo che la borsa di studio Gino Foresti è di 250 euro depositati sul libretto bancario per la corretta interpretazione del tema del concorso, per la scomposizione del progetto nelle sue fasi, dall'idea che ricerca una sensazione legata alla natura alla progettazione che realizza la sintesi della forma. Particolare apprezzamento merita la cura nella progettazione del dettaglio e la ricercatezza nella scelta dei materiali che completano il progetto. Per la premiazione più importante ovviamente invito sul palco i familiari di Gino Foresti. Volevo ringraziare per questa occasione qua che ci è offerta di ricordare il papà di Lucia. Diciamo che è nata anche perché alcuni dipendenti di Gino si sono fatti promotori ancora anni fa per far intitolare una via a lui e il comune gliel'ha autorizzata. È la via, diciamo, che c'è vicino ai Fradei, diciamo, dove c'è la Padana Legno, dove doveva sorgere, non so se andava avanti visti i tempi, una zona artigianale, diciamo così. Per cui se alcuni dipendenti hanno pensato di fare questo per chi gli ha insegnato un lavoro, abbiamo ritenuto noi familiari di poter seguire, diciamo, un po' questa iniziativa e favorire, diciamo, con quello che ci è possibile, sviluppare, diciamo, inculcare, se è possibile ancora di più, il senso dell'artigianato. L'attività, diciamo, è un'attività che forse in termini economici è meno redditizia in questo momento qua di altre attività, però penso, come è stato osservato in precedenza, che sia ricca di umanità, ricca di esperienza e ricca di quello che c'è nell'animo umano. Anna Bellaro, nella classe terza C. Devo ringraziare innanzitutto la mia prof di arte, la professoressa Adriana Pesente. Mi hanno sostenuta e mi hanno aiutata nella realizzazione. Veramente un grande grazie a tutti, veramente grazie.